Il grido d'allarme lo aveva già lanciato a luglio il presidente regionale dell'ANCE, Salvo Ferlito. Aveva previsto la chiusura dell'enorme cantiere impegnato nei lavori di raddoppio del primo maxilotto della strada statale 640, che va da Porto Empedocle a Grottarossa. La società Empedocle, general contractor dell'appalto, era in attesa di 140 milioni di euro, fondi che l'ANAS aspettava dal governo Monti, ed in prospettiva di ciò l'Empedocle in questi mesi aveva tirato la carretta mettendoci di tasca propria, pur di proseguire nelle attività del tracciato. Adesso i soldi sono finiti e quel che non solo Ferlito temeva è una triste realtà. L'Empedocle senza risorse non può pagare le ditte che operano in subappalto. Da qui la decisione dell'impresa di sospendere i lavori fino a quando la situazione non si sbloccherà. E sulla vicenda è intervenuto l'ex presidente della provincia di Agrigento, Enzo Fontana, oggi deputato nazionale, che si dice impegnato nel verificare e capire le ragioni e le motivazioni degli eventuali ritardi nel trasferimento dei 140 milioni di euro che l'ANAS deve ricevere dallo Stato. Fontana si auspica che si tratti di un inconveniente facilmente superabile, un momentaneo problema di cassa. E restiamo in tema di soldi e pagamenti. Ecco che si scatena una nuova grana in seno al sistema della raccolta dei rifiuti di competenza del lato AG2 e GESA. Le ditte che si occupano del prelievo hanno infatti notificato al liquidatore della società, Teresa Restivo, una diffida con la quale chiedono di rispettare la par condicio creditorum. Non appena, grazie ai commissari nominati dalla Regione nei comuni, avrà la disponibilità delle somme necessarie a soddisfare i vari creditori. A scatenare la reazione delle ditte è stato quasi certamente il pagamento diretto da parte di GESA dell'anticipo di 4.000 euro ai loro dipendenti in sciopero. Le imprese ritengono illegittimo il pagamento diretto dei lavoratori e si riservano di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti e di chiedere il risarcimento di eventuali danni.